Rieccoci cari telespettatori, come ogni venerdì con lo Speech GL del Veneto. Ben ritornato qui con noi in studio Daniele Tronco, segretario organizzativo Speech GL Veneto. Ben arrivata Anna Bilato, coordinatrice regionale dell'Inca, sempre del Veneto, e affronteremo insieme il delicato tema dell'anticipazione pensionistica gratuita, il percorso che bisogna attuare, i tempi strettissimi. Parliamo di una data ben chiara, 15 luglio, ma ci aiuteranno i nostri ospiti, i nostri esperti a capire bene di che cosa si tratta. Molti di voi già ci hanno scritto al riguardo, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, adesso finalmente affrontiamo il tema, ve l'avevamo promesso e abbiamo i nostri ospiti proprio per spiegarvelo bene. Tranquilli, è una questione abbastanza complicata come sempre le cose qui in Italia, ma esistono proprio le sedi dello Speech GL dell'Inca apposta per aiutarvi, per risolvere il tutto, soltanto che come sempre i tempi sono un po' strettini, quindi non prendetevela troppo con calma per coloro che rientrano in questa categoria, che hanno interesse a farlo. E allora cerchiamo di capire bene. Premesso, siamo in diretta, potete naturalmente scrivere, potete telefonare, fare le vostre domande, oppure se lo fate in un altro momento poi noi vi daremo comunque i numeri telefonici a cui rivolgervi a seconda della provincia di appartenenza. In ogni caso il cartello dei numeri telefonici ogni tanto apparirà in trasmissione e verrà messo alla fine. Allora Daniele Tronco, presentiamo un po' il tutto. È arrivata finalmente? Sì. Quante volte l'abbiamo preannunciata? Sì, finalmente il governo è passata alla fase, diciamo, operativa, con una certa complicazione, perché è stato rinviato di alcune volte anche nella fase finale, diciamo, l'avvio della procedura per poter accedere a questo anticipo pensionistico nelle due parti che sono state convenute adesso, cioè la parte che riguarda i lavoratori precoci, cioè quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare in modo molto precoce nella loro vita lavorativa, sì, e per quei lavoratori che sono in condizioni particolari dove si applica una tipologia specifica di anticipo pensionistico, appunto, che viene definita APE Social. Bisogna ricordare ai nostri telespettatori che queste due tipologie non erano inserite originariamente nel programma del governo, perché il governo pensava a un'altra forma di anticipo pensionistico che comunque poi si pensa di attuare, ma che è riferita invece a un meccanismo che noi abbiamo giudicato farraginoso e tra l'altro anche molto costoso. Bravissimo, questo ha fatto benissimo a dirlo. Quel meccanismo originario di cui si era parlato tempo fa costava tanto, quindi voi lo sconsigliavate? Costava tanto, infatti, soprattutto ai lavoratori che intendevano avvalersi con una modalità di sottoscrizione addirittura di un mutuo bancario che poi doveva venire scalato, diciamo, dal trattamento pensionistico. Durante il confronto che ha fatto il sindacato col governo nella fine dell'anno scorso, si è arrivati invece a un accordo sindacale tra le parti sociali, CGIL, CISL-UIL e governo e ministeri, dove è stato introdotto invece queste due modalità, che sono due modalità secondo noi molto interessanti, che danno la possibilità a migliaia di lavoratori. Do solo una cifra per avere, diciamo, l'idea. Solo il patronato Inca, cioè diciamo, l'organizzazione che per conto della CGIL cura la parte previdenziale dei cittadini, che è qui rappresentata dalla direttrice Anna Bilato, ha raccolto quasi 2000 pratiche solo loro in questi primi decina di giorni. Tenete presente che l'operazione si dovrebbe concludere per questa fase entro il 15 luglio. Questo è uno, tra l'altro, anche dei problemi, perché infatti ci sono due problemi fondamentalmente che abbiamo presente. Uno, il limite fisico delle risorse che il governo ha messo a disposizione per soddisfare le domande che vengono presentate. E quindi io penso di avere un diritto, mi rivolgo
al patronato sindacale, verifico se ho questo diritto, ma poi la Anna entrerà molto nel dettaglio perché lei è la tecnica, è molto competente su questa materia, però bisogna vedere poi quanti risorse economiche il governo ha messo a disposizione, quindi si definirà una platea di persone che hanno diritto a questa cosa, però poi rimane in presenza, quindi diciamo quindi importantissimo che entro il 15 luglio chi pensa di rientrare nelle casistiche, poi vedremo chi sono i potenziali, quindi rivolgersi al patronato, rivolgersi al sindacato, anche alle sedi, a tutte le nostre sedi, ovviamente alle sedi dell'Inca che sono le sedi preposte, e troverete sui nostri siti anche dello SPI tutte le indicazioni per poter, diciamo, accedere a questi servizi. Dopodiché si apre la procedura che noi peraltro pensiamo che vada anche, diciamo, potenziata, finanziata, portata avanti. Soprattutto per quei lavoratori che hanno iniziato il lavoro molto presto o per quei lavoratori che sono a casa dal lavoro perché in processi di mobilità eccetera, che possono aderire all'app social con le modalità che poi verranno descritte. Questa è la fase, questo è un lavoro. Io volevo mettere in evidenza il ruolo importante perché qua di solito si dice il sindacato cosa fa? Ecco, il sindacato ha fatto un accordo che dà una risposta il più possibile ampia a un problema sociale molto forte che è presente nel paese, di questi lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto presto e che per la legge Fornero si troverebbero in una condizione molto complicata. Assolutamente. Anna Bilato, allora vediamo un po' di spiegare bene, perché aspettate che tanto leggo i messaggi perché sennò dopo mi tirano le orecchie i telespettatori. A me questa dell'anticipo pensionistico non mi convince molto perché fino ad ora siamo andati sempre a rimetterci. Io sono un ex esodato e non vi dico il calvario, non vorrei che questo governo opportunisticamente per recuperare un po' di consensi ci tirasse un altro grande bidone. Saverio da Treviso. Beh, più che rispondere a Saverio io entrerei un po' nel merito diciamo, e poi vediamo eventualmente... No, però rispondendo, perché dopo i nostri interpretatori sono attenti, se no ci riscrivono di nuovo da capo. Sì, ormai sappiamo. E allora giustamente lei ha sottolineato, Daniele Tronco, forse questa è la risposta un po' anche alla domanda di Saverio, che è un accordo sindacale, quindi voi avete messo il naso dentro e mentre prima avete detto no a quella specie di app che c'era prima perché comportava un mutuo, quella proposta di app con un mutuo, effettivamente tante cose non tornavano, questi finanziamenti, questa invece avete detto ci stiamo, quindi non dovrebbe esserci. No, per precisare, può essere anche che ci siano delle condizioni dove i soggetti, un lavoratore che non può rientrare in queste casistiche qua, però ha l'estrema necessità perché ha perso il lavoro, perde l'indennità e magari è anche disponibile a sacrificare un po' del proprio trattamento per poter andare in pensione. Quindi, sono casi limite o sono casi che raccolgono, diciamo, quella tipologia di persone che non possono fare altrimenti e che rimarrebbero fuori ai margini della società o che, come il caso dell'anticipo pensionistico per le donne, l'opzione donna, anche quella era un'opzione, fra virgolette, sconveniente, però abbiamo visto che molte donne purtroppo bisogna dire che piuttosto di perdere tutto accedono a questa modalità, sanno che hanno una riduzione del trattamento, però possono accedere al trattamento. Quindi, però era chiaro che solo quella non rispondeva alle richieste, quindi noi abbiamo fortemente chiesto, e uno dei punti qualificanti che le organizzazioni sindacali hanno fatto al governo, abbiamo preteso l'inserimento di una parte di trattamento che invece avesse delle caratteristiche
diverse, che adesso è una risposta sociale. Dopo che ci sia opportunismo politico, vabbè, viene da sé che sì, perché sennò, come voi avete richiesto da tantissimo tempo, avrebbero fatto di nuovo la riforma delle pensioni, cosa che invece è ancora lunge venire. Cioè, un contentino lo danno. Aspetta un attimo che arrivano altri messaggi. Allora, chi disse a pensar male spesso ci si azzecca, se fosse a nostro favore lo cambieranno presto. Ormai la fiducia è pari a zero verso questa classe politica. Per fortuna ci siete voi che fate quello che riuscite verso questi irresponsabili. E vabbè, insomma, merito, almeno vi riconosco nel merito. Prego, io chiedo questo. Allora, leggo qui anche, tra l'altro, quindi vi menziono Liberetà, che ha festeggiato questo weekend appena passato a Milano la festa annuale, se non sbaglio, la festa annuale, quindi è questa rivista che vi invito veramente ad abbonarvi, perché è molto carina, simpatica ed estremamente utile. Tra l'altro costa cosa? 12 euro l'anno, per cui vale la pena. E qui vengono le illuminazioni. Qui dice: nella prima fase è necessario dimostrare di entrare in una delle categorie dei beneficiari che rende possibile l'accesso all'APE. Ecco, io da questo vorrei cominciare. Categorie di beneficiari, ne ha accennato Daniele Tronco, in modo che siamo molto schematici. Diciamo che le categorie di beneficiari sono gli stessi, sia per i lavoratori precoci che per l'APE sociale, non c'è distinzione di categoria. Sono due però istituti diversi, nel senso che uno è un'APE sociale, è un'indennità che viene riconosciuta ai lavoratori che hanno determinate condizioni, mentre i precoci è un anticipo pensionistico rispetto al requisito della pensione anticipata. Oggi un maschio, per poter accedere alla pensione anticipata, deve avere 42 anni e 10 mesi, con i lavori precoci può accedere al pensionamento a 41 anni di contribuzione, perciò ha una riduzione dell'anzianità contributiva il precoce. Le condizioni, come dicevo prima, sono le stesse. Dal punto di vista della situazione di difficoltà che il lavoratore sta vivendo, si parte vengono individuate 3 categorie in sostanza di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, perciò sono in disoccupazione, e in questo modo magari posso anche rispondere a Saverio di Treviso prima, che diceva: no, io sono un ex esodato, e immagino che lui si tratti di un lavoratore che ha perso il posto di lavoro e che faccia parte di quei lavoratori che non hanno avuto la possibilità di rientrare nelle famose salvaguardie che negli anni si sono susseguite. Lavoratori che sono disoccupati a seguito di un licenziamento, di una risoluzione del rapporto di lavoro, i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare disabile convivente, e lavoratori che si trovano in una condizione di invalidità civile pari o superiore al 74%. Queste sono le prime 3 categorie di condizioni che devono avere questi lavoratori, sia per l'APE sociale che per i precoci. Ma devono essere tutte e 3 o no, una delle 3? Un'alternativa all'altra. Un'alternativa all'altra, quindi ben chiaro. Invalidità civile almeno il 74%, attività gravose. Aggiungevo poi l'altra parte. Allora, queste sono le prime 3 categorie importanti. Poi esistono le attività gravose, che anche queste sono alternative ovviamente alla condizione che ho alternative. Ok, va bene. Quindi. E qui con i decreti si sono fatte, e con la norma si sono fatte un elenco di diverse tipologie di attività gravose, che vanno dal settore edile, lavoratori in edilizia, ai lavoratori della concia, ai lavoratori conduttori di mezzi pesanti. Insomma, c'è un'elencazione di lavorazioni per le quali è stato individuato. Abbiamo una slide noi, ecco, chiedo dalla regia se magari... credo che nelle slide non ci sia l'elencazione delle lavorazioni gravose, ma se voi ritenete io le leggo. Quindi... Allora, sono operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, i conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di veicoli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti o camion. Conduttori di mezzi pesanti e camion rientrano, quindi i conduttori, il personale delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato a turni, addetti all'assistenza alla persona di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia e degli asili nido, i facchini addetti allo spostamento di mezzi, di merci ed assimilati, il personale non qualificato di servizi di pulizia e gli operatori ecologici, i raccoglitori, i separatori di rifiuti. Questa è l'elencazione delle lavorazioni particolarmente gravose. Categorica, tassativa?
tassativa. Ovviamente qui poi insomma c'è stata una grande discussione, credo anche, insomma, anche la CGIL ha tentato in più modi di inserire anche altre tipologie di lavorazioni, però poi insomma nei tavoli di confronto con il governo c'è stato poco confronto purtroppo, sicuramente altre categorie di lavorazioni effettivamente gravose purtroppo non sono state contemplate, ma credo che sia un primo passo importante questo, perché finalmente si passa al principio che non tutti i lavori sono uguali e chi fa un lavoro particolarmente faticoso debba avere un'agevolazione rispetto a una persona che non ha queste lavorazioni così faticose. La diversità sta che mentre nel precedente concetto dei lavori gravosi si tendeva a individuare una tipologia merceologica, cioè si diceva i lavoratori delle miniere, ma i lavoratori delle miniere sono dagli impiegati a chi sta a 100 metri sottoterra. Qui invece si tende a individuare la tipologia del lavoro. Se io sono un lavoratore delle ditte estrattive, quindi sto sottoterra, oppure sono in edilizia e vado sulle impalcature a 50 metri, non è la stessa cosa che fare l'impiegato in una ditta dell'edilizia. Quindi si è teso a ribaltare un po' il concetto, perché la precedente tipologia era talmente ingarbugliata che alla fine non si trovava mai, perché non si poteva estendere a tutti i lavoratori con questo concetto, mentre con questa tipologia qua si individua chiaramente la tipologia del lavoro specifica. Ecco, se posso aggiungere, io ora ho elencato le condizioni, ma ci sono dei requisiti a monte che sono fondamentali per l'APE precoce e per l'APE sociale, scusate, e per i precoci. Sono delle condizioni che sono legate per l'APE sociale a un'età anagrafica e un'anzianità contributiva, perché è un elemento fondamentale, e per i precoci appunto un'anzianità contributiva, cioè un numero di anni di lavoro. Per l'APE sociale è necessario avere minimo 63 anni di età, e un'anzianità contributiva dai 30 a 36 anni, che varia a seconda della tipologia di condizione in cui si trova la persona, mentre per i precoci l'anzianità contributiva richiesta è sganciata dall'età anagrafica, viene richiesta un'anzianità contributiva, lo dicevo prima, di 41 anni di contributi, e deve il lavoratore o la lavoratrice trovarsi nella condizione di aver lavorato almeno 12 mesi prima del 19esimo anno di età, cioè deve avere la precocità in quanto lavoratore che ha lavorato almeno 12 mesi prima dei 19 anni di età. Sì, è un po' no, infatti, perché io sto pensando e con questi limiti, teniamo presente che con questi limiti le 2000 domande presentate sono il frutto già della selezione rispetto a questi criteri, perché di persone che si sono presentate sono molte di più ovviamente, ma questo per dire che solo l'Inca CGIL ha presentato 2000 domande in questi 10 giorni, e che sono tutte persone che rientrano in questi criteri. Condizioni. Quindi per dire che è chiaro che però lì poi c'è il tema anche delle risorse messe a disposizione, perché è chiaro che i paletti sono stati messi per limitare il numero delle persone, quindi questo è però non mi sembra tanto corretto. Perché, sì, è vero, però bisogna fare anche delle scelte. Chi prima arriva vince? Anche questo è un altro punto, che c'è perché facciamo questa trasmissione? Perché dovevamo informare le persone, perché c'è il tema della comunicazione, no? Cioè quante persone sanno che possono avvalersi, e chi lo sa prima più si avvale. Bisogna fare la domanda. Diciamo che loro sono partiti a fare le domande esattamente il giorno dopo, il mattino seguente l'entrata in vigore, la notte è entrato in vigore il decreto, e loro hanno iniziato a lavorare le domande, diciamo, che erano presenti, perché questo è uno dei problemi.
Poi non è detto che non si riesca a recuperare in futuro. Però, allora attenzione, questo è secondo me anche molto importante e rilevante. La data del 15 luglio è categorica, però siccome come sempre ci troviamo davanti a delle risorse limitate, il criterio di chi prima presenta la domanda, stando nei requisiti, potrebbe essere uno di questi criteri di discrezione utilizzati. Quindi svegliatevi, purtroppo, bisogna farla se rientrate in queste categorie. Se siete lavoratori, avete intenzione di usufruire di questo prepensionamento, quindi attenzione, stiamo parlando di lavoratori, chi lavora ancora non pensionati, perché ho già capito che alcuni magari fraintendono, giustamente tutto un po' complicato in Italia, quindi APE Social vuol dire lavoratori che intendono andare in prepensionamento, dovete farlo prestissimo, quindi questo è l'ultimo allertamento che viene dato, perché ormai siamo davanti a 2 settimane caldissime. Certo. Detto questo, rifletteteci, ritorniamo insieme, poi se voi scrivete dei messaggi li leggiamo anche in studio.